Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera telespettatori e benvenuti all'edizione serale del TG di Tele Sardegna. Lutto nel mondo dello sport, è morto Gigi Riva, l'attaccante del Cagliari della nazionale italiana. A Rombo di Tuono era stato ricoverato sabato scorso all'ospedale Brozzu di Cagliari per un problema cardiaco. Siamo al Brozzu, dottor Pinna. È stato un momento un po' particolare perché al mattino avevate prospettato una situazione che poteva essere affrontata in un certo modo, poi lui ha desistito, voleva pensarci, ci racconti? Sì, stamattina dopo un accertamento diagnostico hanno ritenuto i medici, dopo un consulto tra cardiochirurghi, cardiologi e cardiologi interventisti, di proporre a Gigi Riva un intervento di angioplastica. Lui ha ritenuto di rifletterci ancora un po', non immaginando certo l'epilogo tragico del pomeriggio, e quindi domani mattina gli avremo riproposto lo stesso tipo di intervento, permettendo al paziente di rifletterci. Ovviamente alle 17:50 c'è stato un peggioramento improvviso, è andato in arresto cardiaco, è stato prontamente assistito, sono state messe in atto tutte le manovre di cardioriabilitazione e portato nel nostro reparto di angioplastica, dove si è tentato di intervenire, purtroppo senza un esito favorevole. Alle 19:10 è stato ovviamente diagnosticata la morte clinica. Dottor Loi, il tipo di patologia era già grave, l'avevate delineato al momento del ricovero alle 3 del mattino di ieri, qual era il quadro clinico? Il quadro clinico era di una sindrome coronarica acuta, che normalmente è un quadro che richiede una diagnosi e normalmente un trattamento a breve termine. La diagnosi è stata fatta alle 10 facendo la coronarografia, è emerso un quadro particolarmente grave di malattia coronarica che in queste situazioni normalmente ci consultiamo tra più specialisti per definire quello che potrebbe essere il percorso migliore, perché oltre all'angioplastica c'è il bypass oppure una sola terapia con farmaci. Abbiamo scelto l'angioplastica, gliel'abbiamo prospettata, ma lui, come diceva il dottor Pinna, non era convinto di questo e ha voluto pensarci. Purtroppo non ci ha dato il tempo di fare quello che avremmo voluto fare. Dottor Corda, è arrivato nel suo reparto, la cardiologia. Qual è stato il primo impatto con Gigi Riva e come è stato il decorso? Ma il primo impatto è stato chiaramente di forte preoccupazione, perché i medici della notte appunto mi hanno detto il quadro con cui si è presentato. E poi immediatamente quello di cercare di agire, perché le sindrome coronariche acute hanno anche epiloghi di questo tipo, quindi la coronarografia è stato il primo passo per cercare di capire qual era il grado di gravità della malattia coronarica, che purtroppo si è rivelato molto grave. Dopo esserci consultati in una riunione collegiale col paziente ancora nella sala di emodinamica, gli abbiamo proposto la rivascolarizzazione mediante angioplastica. Lui però ha detto di non sentirsi in quel momento di eseguire questo esame, che aveva necessità di tempo per pensarci, per consultarsi con i familiari, per cui nonostante appunto
l'abbia personalmente informato anche dei rischi di morte di questa patologia, ha detto che voleva comunque prendere del tempo. Dottor Pina, lei è stato uno degli ultimi con i quali ha parlato intorno alle 18 tra il decesso e questo attacco cardiaco che ha avuto. Insomma, lei ci ha parlato, cosa diceva, com'era? Ma lui era sereno, tranquillo, era dialogante, gli ho comunicato che i giornalisti volevano avere notizie e lui ha concordato con me che bisognava dare un'informazione, c'era a fianco la moglie, si stava preparando per la cena e quindi abbiamo avuto 10 minuti ma era sereno, tranquillo, sempre disponibile come sempre è stato. Ma oggi è difficile trovare veramente le parole. Ieri è arrivato questo brutto colpo che penso per me, mi immagino solo per i sardi cosa sia stato, per i familiari, quindi ci tenevo a fare le mie più sincere condoglianze alla famiglia, a tutto il popolo sardo e a tutto il calcio italiano, perché oggi abbiamo perso veramente il più grande attaccante italiano di tutti i tempi e quindi è difficile trovare altre parole. Nel ricordo di Riva volevo dare un messaggio di unione, perché questo è la cosa che mi porto più dietro, che credo ci portiamo tutti più dietro. Lui ha unito un popolo intero, l'ha fatto per decenni, già da prima dello scudetto, lo ha continuato a fare anche nell'ultimo periodo e l'auspicio è che lo continui a fare, che tutti noi possiamo con il suo ricordo costante, seguendo il suo esempio, i suoi principi, i suoi valori, sempre portati avanti con la semplicità e con l'umiltà, possiamo continuare a unire un popolo intero che è ciò che lui più di tutti ha fatto in questa terra che ha amato e nella quale ha deciso di venire a vivere e nella quale ieri è mancato nell'ultimo suo giorno. Ce n'è uno solo, indimenticabile, e da questo momento mi manca un grande amico perché lui era amico di tutti noi, compagni di squadra e di tutto il popolo sardo. Siamo arrivati insieme qui in Sardegna, quindi una cosa troppo brutta. Dai, ciao. Grazie. Io Gigi è stato... Ho vissuto 40 anni, 50 anni con lui, è stata una persona eccezionale, poteva fare quello che voleva, non l'ha mai fatto, è sempre stato nelle regole e devo dire che come giocatore non lo voglio giudicare perché era un grande, come uomo era un grande uomo. Il nostro campione ci ha lasciato, la Sardegna è in lacrime per la perdita del suo eroe. Le nostre immagini si riferiscono alla sua ultima volta in pubblico. E in novembre dello scorso anno al Teatro Massimo viene proiettato un film bellissimo che racconta la sua vita avventurosa e piena d'amore per la sua Sardegna e per i sardi. Un infarto ce l'ha portato via sulla soglia degli 80 anni. Gigi è e rimarrà la leggenda del Cagliari tricolore, ma non solo. La sua scelta di non voler lasciare l'isola, la cittadinanza onoraria della sua Cagliari, la decisione di intitolargli il prossimo grande stadio, un film da protagonista di cui abbiamo già accennato e che lo racconta davvero per come era e per come l'abbiamo conosciuto. È strano, ma è sembrata una corsa per rendergli onore finché era in vita, per dimostrargli tutto l'amore degli sportivi.
della gente comune, ma anche dei bambini di oggi che hanno sempre sentito parlare di questo eroe dei tempi moderni, del grande re di Sardegna. Ci ha lasciato un mito, un uomo profondamente buono e coraggioso. E sono qua ancora. Sono tanti, insomma, e li custodite bene qui in Sardegna, perché lui è stato un tutt'uno con quest'isola, siete stati un esempio, avete costruito una storia importante che rimane. Gigi Riva rimane l'umiltà, rimane la modestia, rimane il senso della misura, l'onestà, la coerenza, tutti i valori, il coraggio, quanti valori ha seminato fuori e dentro il campo. E continuerà a farlo. Di uomini così ne nascono veramente pochi, forse uno ogni 1000 anni. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Unchain my heart, baby, let me be.
'cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me so. Buonasera, bentrovati telespettatori di Panorama Sardo e di Tele Sardegna. Questa sera siamo a Nuoro per una nuova inaugurazione di un'azienda storica che dal 1978 si occupa di vigilanza, ma non solo, e lo facciamo col suo presidente. Presidente, buonasera. Oggi l'inaugurazione di una nuova sede. Sì, esatto, il raggiungimento di un importante traguardo, dopo quasi 45 anni di cooperativa siamo riusciti a realizzare questa bellissima sede, una struttura capiente, confortevole, che ci permetterà anche di implementare anche tutta un'altra serie di servizi di sicurezza. È costata tanto sacrificio, tanto impegno, però ne andiamo fieri e orgogliosi di essere oggi qua ad inaugurarla. La vigilanza è fondamentale per i privati, per gli eventi, e voi da anni avete comunque creato tante connessioni. Oggi abbiamo visto tanto pubblico, tanto fermento per questa nuova inaugurazione e soprattutto l'indotto economico. Assolutamente sì, Vigilanza Lanuorese ormai è un istituto di vigilanza che opera in tutta la Sardegna, da nord a sud, da est a ovest e ovunque, ha anche delle ottime partnership con aziende della penisola. Quindi per noi è un onore oggi rappresentare un'isola. È altrettanto un onore nostro quello di oggi avere tantissime autorità e tantissime persone che partecipano a questo evento, segno che Vigilanza Lanuorese è apprezzata e amata da tutta la Sardegna, diciamo. Un importante momento in cui si dà lustro a un'impresa importante non solo per il Nuorese ma per tutta la Sardegna, in cui si dà lustro anche a quella che è la sicurezza sussidiaria. C'è una forma di compartecipazione per la sicurezza che lo Stato favorisce proprio perché è una sicurezza integrata, è un aiuto a poter garantire al meglio la sicurezza del territorio. Un istituto che negli anni si è sempre rinnovato, questa nuova sede ha un'operatività non solo nel territorio di Nuoro ma in tutta la Sardegna. E questo ci fa molto piacere. A noi organismi statali ci fa piacere che questo istituto continui a crescere proprio nell'ottica di una complementarità del nostro operato. E abbiamo raggiunto anche l'UNIV che è presente qui oggi. Lei arriva direttamente da Roma per non solo un augurio ma per la presenza di questo ente che è vicino a tutti gli istituti di vigilanza nazionali. Sì, grazie per l'invito. Non poteva mancare l'UNIV, l'Unione Nazionale Imprese di Vigilanza, non poteva mancare a un evento così importante che è sicuramente segno di consolidamento, di crescita e di guardare al futuro. E quindi non possiamo che appunto augurare il meglio a questo importante istituto di vigilanza, la Nuorese. Per quanto riguarda la sicurezza, in questa giornata inaugurale della nuova sede dell'Istituto di Vigilanza Lanuorese, anche i nostri amici animali aiutano da questo punto di vista. Sì, questi sono il reparto cinofilo della Nuorese, sono cani antiesplosivo. Si allenano quasi giornalmente, in caso ci siano eventualità, speriamo remote, per operare al porto, aeroporti, praticamente sempre con noi. Quindi sono abituati alla nostra presenza e non lavorano se non sono con noi almeno. Lui si chiama Hulk? Sì, allora lui appena gli mettiamo la pettorina capisce che deve lavorare
e quindi è molto contento. Facciamo le ricerche, le mettiamo delle sostanze e praticamente le alleniamo così tutti i giorni. Praticamente loro dopo che trovano la sostanza vengono premiati e loro aspettano appunto il premio, quindi per loro non è neanche un lavoro, cioè per loro è molto importante trovare la sostanza perché sanno che poi hanno il premio. Ci siamo spostati nel cuore pulsante, la centrale operativa di questa nuova sede. Quali sono le novità, Presidente? Beh, intanto è una centrale operativa che risponde a tutte le caratteristiche dettate dalle norme internazionali. È una centrale operativa ad alto contenuto tecnologico sia in termini di hardware che di software, quindi consente di gestire una variegata gamma di sistemi di sicurezza presenti in tutta l'isola. Consente di comunicare soprattutto col personale operativo che opera nelle varie province attraverso dei sistemi di comunicazione radio digitale, e quindi è una centrale operativa veramente importante e ad altissimo contenuto tecnologico. Un 40% in più di donazioni di cittadini che una mano sul cuore e l'altra sulla coscienza pensano che per un domani migliore, per i loro cari, per altri concittadini possa essere utile donare, un gesto che è d'amore, un gesto che è di alta civiltà sociale. Sono con il responsabile del centro regionale che si occupa di queste tematiche, donazioni ai trapianti, il dottor D'Antonio. La logistica è all'ospedale Binaghi. Cosa succede nelle vostre stanze? Nelle nostre stanze succede che arrivano tutte le segnalazioni di potenziali donatori da tutta quanta la regione. E questa è una macchina assolutamente complessa perché richiede l'intervento ovviamente di più discipline specialistiche, di molti operatori sanitari, e quindi il nostro compito è organizzare questa rete e far sì che la segnalazione del potenziale donatore si possa tramutare in un atto concreto che è poi il trapianto. Ecco, l'atto concreto, se un cittadino volesse donare, cosa deve fare? Se un cittadino vuole donare può assolutamente comunicare questa sua volontà sia presso le ASL, anche il medico curante. Adesso da un po' di anni è possibile anche nel momento del rinnovo della carta d'identità poter indicare questa volontà. Questo è un gesto di altissimo valore etico. E devo dire che la Sardegna da questo punto di vista proprio della volontà espressa in comune è tra i primi posti nel nostro paese. Questa è una cosa che ci rende di orgoglio e ovviamente aumenta anche la responsabilità nostra quando ci approcciamo a svolgere il nostro ruolo. Essere donatori in Sardegna quindi a un livello abbastanza buono rispetto alle altre regioni. Gli altri italiani come rispondono? Allora, diciamo questo, che il problema delle opposizioni è un problema nazionale, perché nonostante queste percentuali di persone, di cittadini che esprimono la loro volontà positiva, c'è altrettanto una percentuale che è ancora molto alta invece di persone che negano questa volontà. E questo è un problema perché indubbiamente va a ripercuotersi su quella che è l'attività. Quindi è importantissimo, e questo noi cerchiamo di svolgere anche questo ruolo, l'informazione che deve essere ovviamente un'informazione corretta, un'informazione coerente, il più possibile capillare, in maniera tale che le persone, che i cittadini sappiano che c'è questa possibilità e che dopo la loro morte è possibile così, con un gesto veramente di altissimo valore sociale, lasciare qualcosa di noi in vita anche su questa terra. Dottor D'Antonio, torniamo alla Sardegna. Quanti nel 2003, quanti sono i donatori intanto e quanti sono stati quelli nuovi e quanti sono stati anche i trapianti che queste donazioni hanno permesso? Allora, sul numero di segnalazioni, la segnalazione è appunto la comunicazione di una persona che muore per una lesione cerebrale acuta e che quindi è un potenziale donatore. Di questi diciamo persone, di questi cittadini segnalati, una parte ovviamente non sono idonei, una parte vengono invece, vanno avanti in quello che è il processo e diventano pazienti utilizzati, perché
che di questi pazienti almeno un organo viene poi trapiantato, una parte purtroppo il processo si arresta perché abbiamo una opposizione. Il numero dei nostri pazienti utilizzati è anche in questo caso tra i più alti a livello nazionale, e questo è un ottimo risultato che è, diciamo, anche indice di una best practice che viene fatta in regione, perché il paziente utilizzato, per poter essere utilizzato, deve essere studiato da un punto di vista dell'idoneità, e questo studio è uno studio molto complesso che richiede l'intervento di molti operatori sanitari, di una rete, e la cui efficienza diciamo è proprio il numero di pazienti che poi arrivano a donare effettivamente. Ecco, dicevamo dei trapianti nel 2023? Nel 2023 noi abbiamo fatto 79 trapianti, e trapianti di cuore, di fegato, di rene, trapianti combinati, e abbiamo anche con organi di nostri concittadini potuto fare anche 5 trapianti di polmone. Ora in Sardegna noi non abbiamo un centro trapianti di polmone, però abbiamo firmato un paio di anni fa una convenzione con l'ospedale Le Mollinette di Torino, col centro trapianti di polmone di Torino, e quindi i nostri cittadini che siano affetti da malattie polmonari, da grave insufficienza respiratoria, possono iscriversi presso quel centro e quindi godere anche di tutta un'attività pre e post trapianto che possono fare in Sardegna, e poi essere chiamati solo al momento della disponibilità dell'organo e quindi poter fare poi il trapianto a Torino. E quindi questa è una cosa molto importante, perché allevia sicuramente tutta una serie di visite che dovrebbero essere fatte in continente, gravando su pazienti che ovviamente, essendo malati, oltretutto poi di una malattia importante come l'insufficienza respiratoria, potrebbero avere sicuramente difficoltà a fare avanti e indietro col proprio centro trapianti. La presentazione dell'attività presuppone che ci siano come dire, dei passaggi molto orgogliosi per l'equipe che lei guida. Qual è uno di questi? Me lo dica. No, assolutamente noi siamo molto orgogliosi, ma siamo anche consapevoli di una cosa, ed è anche un po' il senso della presentazione di questi dati, che l'attività di trapianto è un'attività la cui medicina è un gesto di generosità che viene fatto da parte della cittadinanza, da parte delle persone, e quindi è giusto anche che ci sia un rendiconto di quella che è un'attività di questo tipo alla cittadinanza. Quindi è un ritorno che noi vogliamo dare, perché vogliamo anche spiegare quello che facciamo a seguito di questo gesto, cosa significa questo gesto, e perché è importante che ci sia una divulgazione anche da questo punto di vista dell'importanza di questi aspetti che noi riteniamo fondamentali. Se non c'è la donazione non c'è ovviamente il trapianto, e quindi da questo punto di vista l'impegno è molto importante e la responsabilità è altrettanto. Chiudiamo con l'informazione che chiama in causa noi operatori delle testate giornalistiche. Qual è il suo messaggio? Come andrebbe svolto questo compito di divulgazione scientifico-sanitaria e anche etica? Sicuramente diciamo che la stampa ha un ruolo fondamentale in questo, ecco perché noi magari ci preoccupiamo sempre di fare in modo che arrivino agli organi di informazione i dati, le informazioni giuste e corrette, perché sicuramente è un settore dove un'informazione che non sia precisa, che possa prestarsi anche a interpretazioni diverse, potrebbe effettivamente avere un ruolo negativo in quella che è invece una diffusione di un dato importante, che è quello di un'attività che sicuramente, proprio perché è complessa, perché questi numeri, devo dire, poi oltretutto sono anche il risultato di un lavoro comune, perché in questo settore nessuno da solo potrebbe far nulla, anche se dovessimo chiamare un Padre Eterno in un determinato ambito, da solo non riuscirebbe a compiere quello che invece questa attività richiede. Quindi è anche l'occasione per ringraziare tutta quanta la rete, a partire dai coordinatori locali,
i responsabili di tutti i reparti, gli operatori sanitari di ogni singolo ospedale, i chirurghi, i centri trapianto, quindi è un lavoro d'equipe e devo dire determinati risultati sono anche il risultato proprio di un'attività qualificante per il sistema sanitario regionale e nazionale. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte miele, ciocco-fette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Senza che mi appartiene, siamo indivisibili, siamo uguali e fragili, siamo già così lontani, lontani. Che da niente ci cambierà.
un destino, una verità. E dimmi come posso fare per raggiungerti adesso, per raggiungerti adesso, per raggiungere te. E al Teatro Elettra di Iglesias ritroviamo l'assessore alle politiche sociali che abbiamo lasciato 12 mesi fa, proprio con un appuntamento che riguardava Diverso. Esatto, quindi sono onorata di proseguire questo percorso che ci vede insieme alla Casa Rosa promotori di inclusione sociale attraverso la lettura, attraverso la musica e il teatro, e pensiamo che questi strumenti messi a disposizione di tutti non possano che creare bellezza per i nostri concittadini, per il nostro territorio, quindi essere partner di questo progetto ci rende particolarmente orgogliosi e felici, pensando di proseguire su questa strada, di parlare di inclusione attraverso strumenti diversi. Un percorso molto al femminile per quel che riguarda la constatazione che abbiamo fatto in queste giornate di Diverso. Sì, esatto, il fatto che siano protagoniste la FIDAPA, che è storicamente un'associazione tutta al femminile, o l'associazione Giulia Giornaliste, sicuramente rimarca il fatto che comunque una certa sensibilità è maggiore rispetto a determinate tematiche, rispetto ancora al mondo maschile, forse perché anche l'attività di cura rispetto a determinate dinamiche è ancora purtroppo riservato al mondo femminile, quindi la maggiore attenzione e di conseguenza viene maggiormente attenzionato proprio dalle donne. Allora appuntamento al prossimo anno? Sicuramente sì, grazie ancora. FIDAPA si conferma anche ad Iglesias al fianco della Casa Rosa. Come sempre siamo quasi gemellate ormai, questa è la seconda attività che facciamo con la Casa Rosa con Maristella, è una collaborazione che dura da decenni ormai, quindi sia come FIDAPA che come Casa Rosa. Ne approfittiamo sempre per ricordare qual è il vostro percorso, il vostro messaggio, il vostro lavoro. Abbiamo più di 52 anni di servizio attivo ormai qui ad Iglesias. La FIDAPA è un'associazione a livello internazionale e nazionale, chiaramente parte dall'America e poi dopo viene in Italia negli anni della guerra e del fascismo. Ha un momento di impasse e poi dopo si riprende e si riprende attivamente da Roma in tutte quante le città dell'Italia. Noi in ogni regione abbiamo tantissime sezioni, in Sardegna ce ne sono 11 e qui ad Iglesias noi abbiamo 52 anni di attività. Che quest'anno Diverso ritorna a Iglesias al Teatro Elettra. Sì, oggi siamo al Teatro Elettra che ci accoglie sempre con una ampia platea. Oggi presenteremo il libro di Ciriaco Offeddu, la storia di una bambina abusata. Trattiamo la tematica della violenza in questa occasione. La trattiamo non solo con la recitazione di brani tratti da questo libro, molto interessante, ma anche attraverso la musica, quindi abbiamo scelto dei brani proprio a tema e poi siamo qui perché presentiamo questo libro proprio in quanto questa bambina da Gairo è stata portata nell'orfanotrofio di Iglesias e quindi ha vissuto qui 5 anni, quindi parliamo di una storia vera e abbiamo voluto realizzare questa iniziativa, questo appuntamento del Festival Diverso ad Iglesias proprio per questo motivo. Era già un corpo che sembrava di cera. Avevo sentito una sensazione di pace, la sua e la mia.
Non c'era più la tensione tragica della malattia. Lui era libero. Ci era trattenuto appena per guardarci un'ultima volta, ognuno supino nel suo letto. Ed era volato via leggero. Lui che non riusciva neanche a muovere la testa, a deglutire. Che cosa c'era da dire ancora? Niente. Ci eravamo parlati prima che lui perdesse la voce e ci eravamo abbracciati 100 volte, come due naufraghi che vedono la costa perdersi. Ci eravamo cercati di notte, io gli toccavo un braccio quando sentivo che lui era sveglio e accendevo la luce. I suoi occhi lacrimavano e io gli dicevo: protagonista della giornata di Iglesias è autore di un volume NN. Questo titolo, Offedo, ci racconti? Beh, il titolo che si adatta proprio bene alla storia, perché la storia parla di una bambina praticamente di 11 anni che viene purtroppo abusata dal nonno e quindi ha una bambina, proprio a 11 anni, quindi dà alla luce una bambina e lei viene, diciamo così, nascosta alla famiglia con un nome dato ad hoc, come si usava allora, e con una, diciamo, identità NN, perché a quei tempi ricordiamoci che fino al 1975 c'erano i documenti che mettevano, c'era proprio una specie di timbro molto, molto devastante, insomma, se vogliamo, da un punto di vista identitario, che diceva NN, quindi nome nescio, che vuol dire non si conosce, il nome sconosciuto, insomma. Quindi, oggi questo termine non si usa più. No, assolutamente, per carità, è stato meno male bandito nel 1975, quindi da quei momenti lì il discorso della paternità o maternità non viene più riportato e quindi credo che sia stato un grande passo umano prima che sociale, insomma, quello di abolire la dizione NN. Offedo, come le è venuta l'idea di un racconto di questo tipo? Ma perché me l'hanno raccontata durante un pranzo, un amico, e mi ha colpito molto, mi ha fatto venire i brividi, anche perché, diciamo, ignorantemente non conoscevo questo tipo di aspetti. Poi dentro, lavorando per il libro, invece ho scoperto che purtroppo ancora oggi ci sono e quindi sono ancora una piaga. Però la cosa che mi ha così proprio colpito è stato il fatto di questa bambina di 11 anni che affronta poi la vita e deve affrontare la vita e allo stesso tempo la figlia che viene abbandonata e quindi deve affrontare anche la vita. Quindi mi ha colpito molto, mi ha colpito molto. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta.
Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera, ben trovati. Oggi vogliamo presentarvi presso la nuova sede della Banca Mediolanum di Cagliari una mostra molto particolare che si chiama Aspettando Cortina, una mostra che resterà qui presso la sede della Mediolanum, 21 opere, andiamo a conoscere l'artista. Buonasera a tutti e benvenuti. Io sono Alice Ruggeri. Ho realizzato queste opere in occasione della mostra appunto che viene ospitata da Banca Mediolanum. Sono dedicate agli sport invernali in Sardegna e non solo. È una sorpresa perché la Sardegna non ci si aspetta che sia una terra di sport sulla neve praticamente. Ricopre un arco temporale di circa 50 anni, si va dagli anni 30 agli anni 80. Inizialmente diciamo che mi è stato proposto da Mario Fadda per un convegno che è avvenuto circa 2 anni fa e questo quindi è un continuum. È stato non accolto benissimo inizialmente perché non ho mai pensato che gli sport invernali potessero ispirare artisticamente la sottoscritta. Poi invece con la curiosità, lo studio, sfogliando documenti e anche non solo fotografie d'epoca che sono importantissime, finestre sul passato, allora ho potuto apprezzare perché mi ha arricchito anche artisticamente. Abbiamo visto, stiamo vedendo che sono 21 opere, 20 acquarelli e un acrilico. Sì, sono 20 acquerelli, ho scelto l'acquerello perché è una tecnica per me abbastanza elegante, sì, la definirei così. Con la sua delicatezza e la trasparenza riesce a catturare emozioni e colori del passato. Questo alle mie spalle invece è stato realizzato con l'acrilico per dare più definizione, più forza alla discesa dello sportivo.
Ovviamente sport invernali, lo sci, nella maggior parte delle sue opere sono presenti gli sci, sono presenti anche qui fisicamente gli sci di quegli anni, insomma, che poi hanno portato all'evoluzione di questo sport. Ma la Sardegna era dedita ed è dedita a questo tipo di sport? Sì, è dedita, infatti in questo periodo hanno praticamente prenotato per sciare su Broncospina, Fonni, Desuro, perché era tutto imbiancato, bellissimo. Ed è qualcosa che non si sa, perché la Sardegna non ha una continuità di questo sport, perché il suo problema è il clima. Non mantiene un periodo abbastanza freddo così a lungo per attirare abbastanza turismo, ecco. Però diciamo questo è un viaggio che appunto va dagli anni 30 agli anni 80 proprio alla scoperta di questo sport invernale, aspettando Cortina. Documenti che mi hanno fatto scoprire infatti non solo l'aspetto storico e sociale in cui avvenivano questi eventi sportivi. Parlavamo proprio degli sci e io ho scoperto dei dettagli particolarissimi e interessanti, ad esempio i materiali con cui venivano fabbricati. Erano solitamente legno di abete, un legno performante, diciamo, perché permetteva anche di essere più resistente agli urti. E solo dopo gli anni 50 poi hanno utilizzato delle lamine di metallo che potesse renderli più scivolosi sulla neve. Insomma, tanti dettagli interessanti che si possono scoprire. La scelta di un istituto bancario per veicolare anche l'arte. Migliore anche questo, in effetti la banca innovativa ha voluto dare un cadeau in questa giornata di 20 gennaio pungente, un regalo, un pensiero ai clienti. Facciamo queste iniziative, queste cose che normalmente non sono tipiche delle offerte che fanno le banche. Ecco. È un percorso di 21 opere dove si può andare a scoprire uno sport invernale che coinvolge anche la Sardegna. Sì, si tratta appunto di 21 opere fatte con degli acquarelli che ritraggono appunto lo sci in Sardegna e non solo, come giustamente ha detto l'artista prima. Siamo felici di questo connubio, quindi fra arte, sport, cultura, ecco, che quindi si intrecciano continuamente in una location innovativa, bella, e quindi siamo contenti di aver dato questa possibilità ai nostri clienti. E abbiamo raggiunto il professore Mario Fadda, storico, alla scoperta di uno sport che vede protagonista la Sardegna, anche se è uno sport invernale. Sì, nonostante le apparenze, lo sci in Sardegna si diffonde fin dalla fine degli anni 20, per cui abbiamo una lunga tradizione, quasi centenaria. Possiamo dire che questa mostra, correlata con la conferenza storica, può dare un nuovo impulso a questo sport invernale che potrebbe essere volano per nuove esperienze per l'interno della Sardegna. Quanto è importante la ricerca, soprattutto da questo punto di vista, lo sport? Sappiamo che lei ha una passione per lo sport in generale e quando si applica, i suoi studi sono molto approfonditi. La ricerca è importantissima, per me la ricerca è come realizzare un tessuto prezioso con un telaio, ci vuole tanta pazienza, mai sbagliare un passo, altrimenti bisogna disfare tutto il lavoro fatto. La ricerca sta alla base della verità storica. Tante piccole chicche, tanti atleti sardi che i nostri nonni che sui campi invernali della Sardegna e del continente cercarono di farsi valere nonostante si trovassero a volte di fronte a mostri sacri dello sci nazionale. Cosa abbiamo nel cassetto, Mario Fadda, cosa ha nel cassetto come prossima operatività? Come prossima operatività abbiamo il centenario del calcio sardo e del campionato sardo nato nel 1924, che quest'anno festeggia il centenario.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. La scorsa settimana nella sede regionale della CIS il via a un percorso che dovrebbe accompagnarci nel 2024, ma è stato anche un momento per fare i bilanci del 2023, dei 5 anni dell'esecutivo regionale, per fare un appello a chi sarà alla guida di Villa Devoto nei prossimi anni. Ma andiamo per ordine. Voi nel vostro momento più importante della conferenza stampa avete sottolineato, io almeno così ho riassunto, 3 punti: lotta alla povertà, politiche attive del lavoro, centralità e tutela della salute. Sì, il tema della salute è assolutamente in cima come bisogno fondamentale delle persone, delle famiglie. È un tema che riguarda certamente l'ambito nazionale, ma che in Sardegna tocca delle punte drammatiche. Sono triplicate in certi territori le mobilità sanitarie verso il continente, la spesa anche per le mobilità è stata maggiore, si chiudono molte specialità ospedaliere, spesso chirurgiche e anche di emergenza. Il tema di pronto soccorso come elemento di grande sofferenza, che non riesce neppure questo ad essere garantito, il tema della medicina territoriale, ma il tema anche delle visite specialistiche, delle liste d'attesa e delle persone che soprattutto anche per questioni economiche, visto che la sanità pubblica non funziona, che debbono rivolgersi alla sanità privata, che non hanno neanche le risorse per curarsi, e 1 su 3 non si cura. E sotto questo profilo, andiamo per ordine, si è fatto in questi ultimi 5 anni un passo indietro. Certo, si è fatto un passo indietro perché abbiamo pensato, la Giunta ha pensato di riformare una sanità che nel piano della precedente Giunta noi abbiamo criticato perché era improntata a far tornare l'ultima riga di bilancio, semplificare le strutture, anche a partire dalla medicina territoriale, non solo quella ospedaliera, e che ha prodotto gli effetti che sono sotto gli occhi di tutti, una politica di taglio coerente con quella del governo nazionale rispetto ai tagli sulla sanità. Ci hanno condotto esattamente qui. Noi dicevamo in quella fase che era bene partire dalla medicina territoriale, poi successivamente investire ovviamente anche, o meglio, mettere in coerenza poi i presidi ospedalieri rispetto
rispetto alla medicina territoriale, ma non si è fatto né l'uno né l'altro. Poi ci siamo trovati in una condizione drammatica di carenza di personale per far funzionare le strutture. Quindi le strutture chiudono perché non ci sono medici, infermieri, OS, anche personale amministrativo per condurre alcune attività. Quindi questo tema va posto in priorità. Fu il governo di Lorenzo, se non vado errato, a introdurre la compatibilità economica del sistema sanitario rispetto alla legge 833, che sappiamo essere una legge importantissima, universale. Stacchiamo un ticket, accediamo alla sanità pubblica. Peccato che la sanità pubblica non funziona. E allora c'è bisogno di ricorrere alla sanità privata. Allora occorre invece un investimento importante e grandissimo, sia dal livello nazionale come anche dal livello regionale, per cercare di recuperare questo. Quindi sulle professioni sanitarie, fare in modo che l'investimento sia importante sia nelle infrastrutture sanitarie ma anche sulle persone. Un giovane medico non deve pensare di andare fuori dall'Italia per fare il medico, perché fare il medico in questo paese non è sostenibile, così come un infermiere o quant'altro. Allora questo tema va affrontato con l'urgenza che merita. Abbiamo tante risorse a disposizione, possiamo fare tante cose e dobbiamo metterle in campo, tutte le soluzioni atte a restituire la sanità ai cittadini. Secondo step, politiche attive sul lavoro. Le politiche attive sul lavoro, noi abbiamo fatto un'iniziativa a luglio sulle politiche attive unitarie di CGIL, CISL e UIL. Abbiamo detto che in diversi fondi ci sono circa 730 milioni di euro nelle casse della Regione da utilizzare a questo titolo. Al di là di una importante anche presa in carico nell'ultima fase di legislatura da parte dell'assessorato, del suo entourage, della Regione, quindi rispetto a questo tema importante e fondamentale, scontiamo 5 anni di mancata programmazione e attuazione, quindi quei 730 milioni di euro sono in gran parte non spesi, quindi c'è un problema riguardo ai destinatari di queste risorse, c'è anche un problema molto forte che attraversa gli enti di formazione, che sono coloro i quali le agenzie formative accreditate che devono attuare i programmi della Regione sul tema delle politiche attive che provengono dai fondi europei ma anche da altri fondi regionali. Allora questo tema delle politiche attive è essenziale per i destinatari delle risorse, perché devono essere formate le persone, sia coloro i quali fuoriescono dal percorso lavorativo e devono essere reintrodotti, ma anche i giovani che devono mettere in continuità il tema dell'istruzione e il tema della formazione per trovare lavoro buono. E per fare questo occorre un lavoro fatto bene sulle politiche attive. Non c'è programma europeo che non abbia al suo interno 1/3 di politiche attive, almeno, rispetto Terzo punto, lotta alla povertà. Lotta alla povertà, questa regione è una regione povera, indubitabilmente povera. Povera dal punto di vista del lavoro, povera dal punto di vista materiale, povera dal punto di vista della povertà sul tema dell'istruzione, dei saperi. Partiamo dal tema della povertà e dell'esclusione sociale. Il tema della povertà e dell'esclusione sociale coinvolge 120.000 famiglie in Sardegna su 700.000 nuclei familiari. È un problema drammatico che riguarda una moltitudine sconfinata di persone che non hanno sostanzialmente accesso ai diritti di cittadinanza. Spesso sono persone senza reddito oppure sono lavoratori poveri. Ricordo che in Sardegna per un nucleo di 3 persone sta sulla soglia di povertà un operaio che guadagna 1.250 euro e ha la moglie a carico e un figlio piccolo. Al sud, dove la vita costa un pochino meno. Da altre parti è diverso ovviamente. Abbiamo un problema quindi che riguarda i lavoratori poveri, ma riguarda anche molti pensionati. Tra questi sono molti di quelli che non vanno a curarsi, non lo fanno perché non hanno risorse per farlo. 474.000 pensioni in Sardegna per un importo medio di 730 euro mensili. Ovviamente siamo sulla soglia del reddito di cittadinanza. Questo significa che bisogna investire di più sul tema intanto anche della povertà e dell'inclusione sociale, bisogna dargli un titolo e bisogna mettere ovviamente interventi e risorse in direzione di quella priorità. Per fare questo occorre tanto partire dagli ultimi rispetto all'inclusione, fare un intervento ovviamente sulla perequazione delle pensioni e sull'accesso anche alle pensioni. Un falso problema questo che il Paese
e anche la regione abbia una spesa pensionistica eccessiva. Non è così. I dati di tutti degli osservatori accreditati dicono che noi siamo ampiamente all'interno della media che dà Eurostat, ci assegna il 17, invece siamo intorno all'11,8 con la media di 13. Le pensioni, l'INPS rappresenta come versamenti ai cittadini della Sardegna il 33% del prodotto interno lordo. Esatto, c'è anche questo tema che riguarda sempre osservazioni che fanno gli istituti accreditati. La Sardegna, oltre che avere un deficit dal punto di vista delle entrate e delle uscite, se non ricordo male 3,8 miliardi di contributi, 6 miliardi e 2 mi pare sono le uscite, quindi c'è un deficit consistente che non è in grado di sostenere la Sardegna se non aiutata dallo Stato, quindi dall'INPS più complessivamente. Ma il dato drammatico è che ci fa capire la drammaticità del problema è che le pensioni pesano sul prodotto interno lordo della Sardegna il 33%. Primo posto assoluto in Italia. In Italia. L'altro capo è la Lombardia che ha 9,8 di peso sul prodotto interno lordo, noi 33. Cosa vuol dire? Abbiamo un bisogno elevatissimo di prestazioni di welfare, non solamente pensioni, quindi la popolazione è povera e un bassissimo contenuto del lavoro. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna assistere le persone ma rilanciare fortemente il lavoro. Siamo alle conclusioni. Nel corso della conferenza stampa il segretario regionale generale della CISL ha fatto un appello in vista delle elezioni che sono tra un mese. Andiamo al voto, andiamo alle urne. Beh sì, i cittadini devono tornare a riappropriarsi di questo diritto fondamentale. Reputiamo come sindacato, noi abbiamo nel nostro slogan principale come CISL, noi siamo il sindacato della partecipazione. Partecipare significa anche andare a votare. Se i cittadini non si appropriano di questa, riappropriano, anche in carenza di messaggi chiari dalla politica, spesso la politica parla più di se stessa che dei problemi dei cittadini, no? E quindi lancia, come dire, anche qualche messaggio di sfiducia nei confronti dei cittadini verso la politica. Invece occorre che i cittadini si riappropriano di questo, perché come dire, partecipare significa poter cambiare anche le cose che non vanno, cioè, e poter dare un indirizzo come dire, alle politiche dello Stato, in questo caso anche della Regione, più coerente con i bisogni dei cittadini. Cosa chiederete a chi sarà padrone di casa a Villa Devoto fra un mese e qualcosa? Intanto subito un incontro con le organizzazioni, con le parti sociali, con le organizzazioni di rappresentanza, quali noi siamo, quindi con la CISL e con il sindacato in generale, per fare il punto di dove siamo e quali sono le priorità. Le priorità abbiamo cercato di elencarle, sono quelle della sanità, del lavoro, dell'inclusione sociale, del contrasto alla povertà, ma anche quelle che riguardano nei primi mesi dell'anno l'efficientamento della macchina pubblica, tante risorse, scarsa capacità di programmazione e di attuazione dei programmi con la macchina regionale va riformata e va resa efficiente per poter mettere a disposizione quelle risorse in direzione delle priorità che abbiamo indicato. In conclusione, il nostro telespettatore si chiede: la CISL darà indicazione di voto ai suoi iscritti? Assolutamente no, la CISL dà un'indicazione rispetto alle priorità che riguardano la rappresentanza, cioè chi rappresenta, no? Cioè lavoratori, pensionati, coloro che sono esclusi dal ciclo produttivo, quindi una indicazione rispetto a ciò che a quali sono le priorità e ciò che si dovrebbe fare. Il voto è un fatto che riguarda ciascun cittadino che anche appartiene alla CISL, e nella CISL ciascuno vota come vuole, ovviamente.
Valerio, Vigni sul Rao, nel cuore di quella gallura che da sempre detta un po' i tempi dell'economia sarda, senza nulla togliere agli altri territori, ma è un'imprenditoria vogliosa, determinata, e non c'è solo la Costa Smeralda, ma ci sono strategie, ci sono visioni che sono determinanti per l'intero comparto, non solo quello turistico, ma quello ricettivo, ma anche ad esempio per il settore vitivinicolo. Siamo nello splendore della Wine Boutique di Vigni sul Rao. Tino De Muro è il fondatore, l'amministratore delegato. Tino, che stagione è stato il 2023 per il settore dei vini? Allora, è stata una stagione di assestamento, ricordiamoci sempre che veniamo dal post-Covid, dalle turbulenze internazionali, però diciamo che il 2023 ha risposto bene e intanto ci siamo assestati rispetto alle crisi precedenti, quindi io penso che abbiamo già intrapreso un buon cammino. Il mondo dei vini cambia, no? Si evolve, ci sono le piccole cantine, quelle di nicchia e quelle che strutturano le proprie produzioni. Cosa ha fatto Vigni sul Rao? Ma intanto noi cerchiamo di fare il nostro dovere, fare del buon prodotto, fare dei buoni vini, perché quella è la scelta che abbiamo fatto fin dall'inizio. 25 anni fa, quando abbiamo incominciato questa intrapresa, recuperando un po' quelle che erano le tradizioni, le vocazioni dei nostri, per un territorio che era vocato a tanti vini, ma abbiamo specificato, ci siamo indirizzati sul Vermentino di Gallura, che è il nostro prodotto di pregio. Quindi fare qualità è la via sicura, la via maestra, è quella che ci garantisce anche per l'avvenire. Ecco, un avvenire che cosa prospetta? Qual è la visione se si dà uno sguardo al 2024? Ma intanto dobbiamo continuare a fare il nostro dovere facendo della qualità, perché siamo in una zona, io parlo per la zona dove opero, anche se commercialmente abbiamo una visione regionale, nazionale ed internazionale, però parlo per l'origine del prodotto. Siamo in una zona di rilevanza internazionale appunto, e quindi dobbiamo essere all'altezza della situazione. Io penso che bisogna concentrarci sul fatto che le stagioni, e non è un modo di dire, si stanno allungando per la questione di clima naturalmente, e quindi dobbiamo attrezzarci dal punto di vista operativo, alberghiero, di tenuta delle infrastrutture e delle strutture, ampliando quella che è la visuale della stagione, quindi fare contratti col personale che prevedano un tempo più largo, attrezzarsi in modo dovuto e non farci prendere sorprendentemente, ma il tempo è durato bene quindi possiamo andare fino a ottobre-novembre. Lo sappiamo che si può andare, e quindi bisogna attrezzarsi e farci trovare preparati, pronti per questa situazione. Ecco, parlava di mercati locali, nazionali e internazionali. Come è variegato la distribuzione dei vini sul Rao nel mondo? Noi intanto, come abbiamo sempre detto, ci teniamo al mercato locale. Il mercato locale è quello regionale soprattutto, perché se non si è profeti in patria col proprio prodotto rimane un po' il dubbio. Però non disdiciamo anche il mercato nazionale, siamo presenti nelle grosse città e vogliamo continuare ad esserlo. In campo internazionale puntiamo molto sugli Stati Uniti d'America, perché abbiamo trovato una via molto efficace e molto interessante. Per quanto riguarda il panorama, perché quando si fa prodotti di qualità non hai la forza di dare risposte a tutte le esigenze che ti si prospettano, però cerchiamo nicchie di mercato internazionale dove siamo presenti in varie parti del mondo. Cos'è cambiato da quando in questa splendida location Peter Gabriel brindava con Sciala? Beh, intanto abbiamo scelto quella strada di accompagnare la prospettiva e l'immissione nel mercato con una cultura di base, cioè cercando di fare dei buoni prodotti innanzitutto e poi portarli sul mercato con attività culturali, eventi, favorendo anche un'attività proprio di visione, di immagine, di portare avanti il territorio, cioè quello che dà di buono il nostro territorio, farlo vedere in tutte le parti del mondo, e questo ci ha pagato e continua a pagarci. Quindi quadri, esposizioni di foto, esposizioni di opere letterarie. Qual è quella che ricorda con più affetto e che porterete avanti? Allora, investire sulla cultura è stato sempre il nostro tema e siamo nati per questo e vogliamo continuare. Ci sono diverse
opportunità e momenti che mi hanno emozionato. A Londra, per esempio, abbiamo promosso un'attività in collaborazione anche con grandi studiosi di psicoterapie ed altro. Ma l'iniziativa che più mi rimane di fianco è la manifestazione che abbiamo fatto con i 50 comuni più piccoli della Sardegna, con 50 sindaci qua che hanno dibattuto i problemi dei propri comuni e dei territori della Sardegna che si spopola e di quello che invece può dare la Sardegna. È quindi un messaggio, oltre che culturale, anche sociale, e di sopravvivenza e di avanzamento dei problemi della Sardegna. Avvicinamento e inclusione. A proposito di Sardegna, si va verso le elezioni, il rinnovo del Consiglio regionale. Che idea si è fatto? Lei peraltro è stato assessore regionale all'agricoltura negli anni 90, a momenti storici e anche economici, socio-economici differenti. Che idea si è fatto? Diciamo che la prossima giunta ha molto da recuperare. C'è stato, un modo di dire, ci sono stati tanti problemi, ma quelli sono venuti anche a livello nazionale, Covid, crisi internazionali, difficoltà, le guerre e quant'altro, ma tutto è stato superato. In Sardegna abbiamo avuto più difficoltà. Io penso, lo dico cercando di essere il più obiettivo possibile, anche se ho i miei pensieri, ma io li guardo come imprenditore. C'è bisogno di muoverci, chiunque vinca, chiunque va alla regione deve reimpostare nuovamente una politica turistica nuova, una politica agricola, una politica generale di risollevamento della Sardegna. La Sardegna ha molte peculiarità, ha molte opportunità, bisogna entrare dentro, bisogna tenere il rapporto con gli enti locali, con gli imprenditori e con tutte le organizzazioni e non solo sindacali, e quindi bisogna dare un'altra marcia, una marcia nuova. La regione deve essere più vicina alla gente. Ecco, a proposito di marcia, inevitabile capire dal suo punto di vista quale può essere, questo è il messaggio alla giunta che verrà, quale può essere invece il bersaglio da offrire al futuro assessore all'agricoltura? L'agricoltura in Sardegna deve puntare sulla qualità. Non abbiamo le grandi pianure padane, non abbiamo grandi territori da sviluppare, quindi bisogna puntare su quello che la Sardegna può offrire di prodotti eccezionali, di prodotti che in altre parti delle regioni non trovi. Ed allora bisogna puntare sui giovani. I giovani, c'è un certo ritorno, forse non è così palese, non si vede, però si sente l'esigenza di abbandonare certe strade che portano alla depressione, allo svilimento di certi lavori. La campagna, chiamiamola così come si chiamava anticamente, ha un richiamo. Ecco, su quello bisogna dare la possibilità ai giovani, alle imprese di attrezzarsi in modo moderno, adeguato, con nuove tecnologie per affrontare uno sviluppo, e la Sardegna avrà sicuramente prospettive, avrà spazio nei mercati internazionali, perché i prodotti sardi, che hanno come caratteristica che sono prodotti non solo di grande qualità, ma soprattutto l'origine proviene dai nostri venti, dal nostro clima, dal nostro sole, dalla nostra bellezza, dalla nostra naturalità, sono ecosostenibili in modo reale, concreto. Quindi su questo si deve puntare per la nuova agricoltura. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA.
CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Fai impresa, la fai bene. Meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. 17 anni dopo l'apertura del mercato ortofrutticolo della Sardegna si concretizzano le linee di indirizzo regionale che prevedevano la realizzazione di un centro agroalimentare polivalente di riferimento per tutto il territorio, con l'obiettivo di ospitare e valorizzare tutte le produzioni regionali dell'ambito rurale. Il progetto deriva dalle richieste degli operatori del settore che hanno necessità di un'azione coordinata di sistema tra la regione e il mercato. Un progetto di collaborazione pubblico-privato che vuole essere il primo passo per rafforzare il tessuto imprenditoriale del settore agricolo isolano. Da qui la creazione di un osservatorio di rilevamento e monitoraggio costante delle quantità e dei prezzi dei prodotti locali e la sperimentazione in campo di nuovi prodotti orticoli di alto gradimento e ad elevato valore nutraceutico, salutistico. Sono le due linee su cui si sta sviluppando il progetto triennale di rilancio della filiera ortofrutticola predisposto dal mercato agroalimentare della Sardegna in collaborazione con le agenzie regionali di Laore e Agris. Con il supporto dell'assessorato regionale dell'agricoltura è stato presentato nella sede di Sesto alla presenza di numerose imprese agricole, operatori del settore, produttori grossisti, dettaglianti, distributori, associazioni agricole e ristoratori e l'associazione regionale Cuochi della Sardegna. Bene, grazie. E siamo in chiusura di una trasmissione che abbiamo iniziato parlando di Gigi Riva, di quanto è stato importante nella storia della nostra regione, del popolo sardo e soprattutto un'occasione di riscatto a livello nazionale. Chiudiamo parlando di un grande progetto che riguarda il mondo rurale. Lo facciamo con un esperto come Marcello Onorato. Che cosa è accaduto nella giornata di oggi? In pratica abbiamo presentato un progetto innovativo per la filiera ortofrutticola, un progetto che vedrà coinvolte la regione, il mercato ortofrutticolo di Sesto, le agenzie Agris e Laore, le agenzie che collaboreranno col mercato per processi di valorizzazione della filiera ortofrutta. Quindi un discorso che riguarda tutta la Sardegna e che ha come base il più grande mercato alimentare dell'isola, ma uno dei più grandi a livello nazionale. Esattamente, in pratica l'ambizione è quella di fare e di creare un osservatorio dei prezzi e delle superfici investite proprio attraverso la collaborazione del mercato e soprattutto di Laure, perché siamo in campo, quindi osservatorio sulle produzioni e sui prezzi, nonché una sperimentazione parcellare fatta da Agris e on farm fatta da Laure presso le aziende di varietà interessanti, anche varietà
di ortofrutta che hanno proprietà per esempio nutraceutica. Per esempio l'anno scorso abbiamo provato dei pomodori ad alto contenuto di licopene che potrebbero essere immessi nei mercati nazionali e regionali. La Sardegna produce alimenti di alta qualità. Adesso con questo tipo di discorso state pensando di abbinare la qualità con la quantità. No, soprattutto la qualità, noi non abbiamo grandi superfici, però produciamo altissima qualità e faccio un esempio lapalissiano, usiamo l'acqua per irrigare la nostra ortofrutta, le nostre produzioni agricole, acqua che è potabile. Da altre parti del mondo quest'acqua la usano per bere. Usano acque reflue, noi usiamo acqua veramente buona per irrigare i nostri campi, quindi questo la dice tutta sulla qualità delle nostre produzioni. In conclusione, quando è nato questo progetto, l'idea di questa nuova programmazione per il settore ortofrutticolo? È nato l'anno scorso, ai primi dell'anno, nel 22 abbiamo iniziato a fare le prime prove parcellari on farm di questi pomodori ad alto contenuto di licopene, però adesso il progetto, grazie all'assessorato, è stato finanziato con risorse abbastanza importanti per mandare avanti il progetto, che avrà una durata di 3-4 anni. Lasciamo Onorato ed eccoci al padrone di casa, Giorgio Liccheri, un progetto di cui avevamo parlato nel corso delle nostre trasmissioni che va a concretizzarsi dopo appena un anno. Sì, diciamo che questa volta abbiamo trovato una sponda da parte della Regione Sardegna interessante, quindi sia l'assessorato all'agricoltura ma anche i dirigenti delle agenzie regionali, Laore e Agris, che hanno accettato di metterci insieme alla prova, quindi cercare una partnership pubblico-privata con l'obiettivo di valorizzare i prodotti del territorio. L'ortofrutta è sempre stata un po' la cenerentola, no, dell'agricoltura sarda, e infatti abbiamo visto in questi 17 anni di mercato che pian piano le produzioni si sono progressivamente via ridotte. Abbiamo raccolto il grido d'allarme proveniente dagli operatori del settore, in modo particolare a partire dalle aziende agricole ma poi anche gli operatori commerciali. Abbiamo fatto tesoro appunto delle richieste e quindi abbiamo ipotizzato appunto di fare un progetto, è un progetto iniziale, vi auguro, nel senso che poi ne seguiranno anche altri, che ha proprio l'obiettivo quello di valorizzare i prodotti, quindi cercare di andare incontro alle esigenze dei consumatori che richiedono sempre più dei prodotti certificati, dei prodotti di qualità, dei prodotti riconoscibili. In Sardegna il prodotto sardo è fortemente richiesto, ma non soltanto in Sardegna, anche a livello nazionale. Noi tra l'altro facciamo parte di una rete dei mercati che complessivamente accoglie 3.000 aziende con un fatturato di 10 miliardi di euro, per cui diciamo sono tutte opportunità che soltanto attraverso dei progetti regionali di questo tipo abbiamo la possibilità di poter conseguire dei risultati importanti a livello non soltanto di settore, quindi di settore agricolo, ma poi anche per tutta la regione Sardegna, perché se pensiamo che l'ortofrutta poi ha delle ricadute importanti non soltanto a livello di produzione e di consumo, ma anche a livello di salute, per esempio, a livello contro lo spopolamento delle campagne, quindi a livello sociale, è strettamente collegata all'offerta turistica del territorio, quindi alla fine diciamo da qui può partire veramente un progetto di rilancio non soltanto del settore ma un po' appunto di tutti i settori collegati. Un progetto che prevede un percorso di filiera, un qualcosa che voi avete sempre sostenuto negli ultimi anni e che vi ha accompagnato anche nella progettualità a livello di ecosistema e di ambientale. Sì, ragionare in termini di filiera intanto vuol dire far incontrare le aziende e non farle scontrare, perché molto spesso c'è sempre stata una contrapposizione tra chi produce, chi distribuisce e chi utilizza appunto il prodotto. E quindi la filiera serve intanto a progettare insieme quello che poi quelli che sono i prodotti che sono richiesti dai consumatori. Noi da questo punto di vista come mercato ci mettiamo un po' in una posizione super partes. L'ente gestore del mercato è una società di servizi che
vuole fare i servizi non soltanto per il funzionamento del mercato, ma per aiutare tutte quelle aziende che o sono insediate nel mercato o che comunque collaborano col mercato. Ricordo che stiamo parlando di circa 4.000 imprese e quindi riteniamo che appunto attraverso la nostra azione congiunta con quella della Regione Sardegna determinati risultati siano più facilmente conseguibili. Micheli, sono già partiti i titoli di coda. Un'ultima cosa: fino a che punto il nostro telespettatore, il cliente, il consumatore si avvantaggerà di questi progetti? Beh, intanto l'obiettivo è quello di dare una maggiore riconoscibilità a questi prodotti e di certificare la qualità, quindi non soltanto la provenienza ma anche la qualità dei prodotti. Oggi ci sono tecnologie sempre più avanzate che consentono la riduzione dell'utilizzo dei pesticidi e quindi la riduzione o l'annullamento dei residui di fitofarmaci all'interno dei prodotti, quindi c'è la possibilità con le moderne tecnologie che andremo a sperimentare sul campo, c'è la possibilità per il consumatore di consumare dei prodotti più sani e che quindi abbiano un effetto soltanto benefico per la salute. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.